Mezzi, documentazione e operai pronti. I cantieri per la realizzazione di 3 dei 4 lotti della ciclovia Tree Live sono stati assegnati. Si tratta di un percorso per gli amanti delle due ruote che collega Trieste, Lignano e Venezia. Fa parte del tracciato dell'FVG2 che rientra nella ciclovia Adria Bike, la ciclabile dell'Alto Adriatico lunga oltre 1000 km. A lavori conclusi si potrà pedalare tra le bellezze del Friuli Venezia Giulia e Veneto, in totale 278 km, suddivisi in 4 tratti. Per 3 i lavori inizieranno a breve, circa 60 km per quasi 21 milioni di euro di investimenti già previsti nei 33 totali. Un primo tratto collegherà Tor Viscosa a San Giorgio di Nogaro e Carlino, con anche la realizzazione di una passerella in acciaio sul fiume Corno nel comune di San Giorgio. Un altro lotto, Carlino, Palazzolo dello Stella, Muzzana, Precenicco, giunge fino a Canale Acquabona, dove sarà realizzata un'ulteriore passerella in acciaio. E un ultimo lotto si estende da Precenicco, su sedime esistente di Strade Bianche, lungo la Stella, fino ad Aprilia Marittima nel comune di Latisana. Un quarto tratto verrà assegnato poi in un secondo momento e collegherà San Canzian di Sonzo a Grado. L'opera è stata presentata a Carlino alla presenza di istituzioni regionali e locali. Oggi è una giornata molto importante, la FVG2 è un tracciato molto interessante e molto importante come ciclabile in analogia all'FVG1, ovvero l'Alpe Adria. Un tracciato che ha dimostrato nel tempo di essere un veicolo per poter trasformare l'economia di un territorio, in questo caso unendo in particolare delle mete già turistiche come appunto le nostre località che si affacciano sulla laguna e sul mare, ma anche unendo ovviamente due capoluoghi fondamentali come Trieste e Venezia. Questo intervento è stato suddiviso in 3 lotti funzionali da 5 milioni e mezzo, 6 milioni e mezzo, di cui i lavori partono oggi. Devono finire nel 26 perché sono collegati a un finanziamento PNRR. A questo si aggiunge un quarto lotto che viene consegnato in questi giorni con un'altra procedura di gara che è stata esperita in tempi record, in modo tale che anche questo quarto lotto unirà sostanzialmente in questo caso il tracciato che va da Cervignano fino a Latisana, passando ovviamente per Tor Viscosa, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Precenicco, ma ci saranno anche dei lotti che riguardano l'area di San Canzian di Sonzo, insomma in direzione verso Trieste.